un laboratorio, un modello che vorremmo replicare. Codici bianchi significa arrivare in pronto soccorso, più o meno un paziente su due dei 91.000 che arrivano a Treviso è un codice bianco, quindi non ha una malattia grave in corso e troverà un ambulatorio dedicato che è sostanzialmente la replica dell'ambulatorio del medico di base e lì verrà curato. Per quanto riguarda invece la gestione dei piccini, dei bambini, diceva comunque si parte da un'altra No, parte. beh, c'è l'ambulatorio pediatrico, c'è il pronto soccorso pediatrico con un percorso garantito e quindi i bimbi arrivano, dovrebbero arrivare velocemente al reparto. Questo è quello che stiamo tentando di fare un po' in tutti gli ospedali dove c'è la pediatria. Ci sarà un'implementazione di hostess e steward? Sarà un'implementazione di professionisti, di tutti coloro che possono dare risposte ai cittadini, sapendo già che nonostante qualche lamentela lo standard qualitativo cioè lo standard dei servizi erogati è qualitativamente elevato e oltre al comfort delle sale, agli spazi e a molto altro ancora, ricordiamoci che dietro alle strutture ci sono degli operatori che sono delle persone in gamba e che curano bene i veneti.